Piccata la reazione dei comitati per la separazione alla notifica inviata all'ultimo giorno utile dal governo Gentiloni alla Regione Veneto dell'ennesimo ricorso contro il referendum del 30 settembre, questa volta davanti alla Corte Costituzionale. Si tratta di un vero accanimento, scrivono i separatisti in una nota, considerati anche gli altri 6 ricorsi promossi davanti al TAR da Comune e Città Metropolitana a spese di tutti i cittadini. Il fatto che un esecutivo in carica per i soli affari correnti abbia trovato il tempo per questa iniziativa, argomentano, dimostra che il sì ha il sostegno maggioritario della società civile, mentre il no solo quello dei poteri forti e delle segreterie di partito che temono il cambiamento e ricorrono a sotterfugi per conservare il potere. L'invito dei promotori della consultazione è un sereno confronto tra opinioni diverse in vista del voto. Abbiamo accolto con favore, assicura Gianangelo Bellati, la notizia della costituzione di un comitato a favore del no. A noi fa anche piacere che ci sia finalmente qualcuno che si esterna, che si fa vedere per poter avere qualcuno con cui dialogare, però per dialogare bisogna avere argomenti. Se fosse vero, come affermano questi amici, che a un maggior numero di abitanti corrisponde un maggior peso politico, sostiene Bellati, non saremmo la città che paga le tasse più alte d'Italia, mentre Cavallino, da quando si è separato, è uno dei comuni che ce le ha più basse. Pensare che Venezia conti nel mondo perché ha tanti abitanti o perché ne ha pochi, ecco, credo che sia un po' offensivo per la storia di Venezia.